Partivano da due casolari a Trebaseleghe e Loreggia all'alba, 5:30 del mattino, vi facevano ritorno non prima delle 19, unica pausa consentita, un giro al supermercato per un po' di spesa. Un lavoro incessante, controllato a vista, tutti i giorni, festivi compresi, un'inimmaginabile storia di caporalato che coinvolge una notissima azienda del Padovano, la Grafica Veneta di Trebaseleghe. Qui e in un'altra azienda dove le indagini sono ancora in corso, venivano portati su pulmini lavoratori pakistani condotti in Italia da un'organizzazione che faceva capo alla BM Services SAS, con sede all'Avis in Trentino, di proprietà di due pakistani con cittadinanza italiana, padre e figlio, che alla Grafica Veneta offriva in appalto lavori di incellofanatura e confezionamento dei libri prodotti. La particolarità di questo caso di caporalato è l'assoluta complicità che credo siamo riusciti a dimostrare in pieno da parte dell'azienda italiana, nonostante le floride condizioni dell'azienda italiana. Qui invece si è realizzata una delocalizzazione nella propria stessa sede, appaltando a manodopera pagata a prezzo vile e vigilata dai capi pakistani dell'azienda che la fornisce, nella stessa sede della Grafica Veneta, e quindi risparmiando persino tutto quanto il portato del trasporto che è tipico della delocalizzazione. Un'indagine partita il 25 maggio 2020, quando a gruppi erano stati recuperati 11 cittadini pakistani che avevano tentato di raggiungere Padova per rivolgersi a un sindacato e denunciare le condizioni di sfruttamento e violenza, e al loro ritorno nelle case avevano trovato picchiatori assoldati dall'organizzazione che, dopo averli colpiti ripetutamente e averli spogliati di tutto, anche di documenti e cellulari, li avevano abbandonati tra Piove di Sacco e Padova. Inizialmente sembravano episodi singoli e svincolati perché erano su tutta la provincia e nella provincia di Venezia. Quando poi abbiamo iniziato l'attività di indagine siamo riusciti a ricostruire un filo conduttore comune che ci ha portato a scoprire appunto questa storia incredibile di sfruttamento. 11 le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare per caporalato, i titolari di origine pakistana dell'azienda trentina e i loro collaboratori in carcere perché accusati di aver organizzato il pestaggio di maggio, e due dirigenti di Grafica Veneta agli arresti domiciliari, Giorgio Brentan, amministratore delegato, e Giampaolo Pinton. Secondo gli inquirenti i due sarebbero stati a conoscenza di quanto accadeva. Hanno anche ostacolato le indagini, dimostrando quindi non solo di avere piena conoscenza di quello che doveva essere nascosto, ma di contribuire a nasconderlo. Un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Cittadella in stretta collaborazione con il gruppo Tutela del Lavoro di Venezia.